Nasce su Facebook un gruppo che si chiama Proposte per Adria. Proposte per Adria, sono con Lorenzo Zanellato e Giovanni Bertaglia, che sono gli ideatori di questo blog. C'era la necessità di un nuovo gruppo ad Adria, e qual è il vostro focus? Dunque, si tratta intanto di capire che i problemi che sono all'ordine del giorno e che non appartengono soltanto alla comunità di Adria necessitano di una riflessione civile. Quindi Proposte per Adria nasce non in contrapposizione ad un'alleanza politica piuttosto che ad un partito, nasce per cercare di restituire dignità alla politica attraverso delle nuove proposte, perché non sempre c'è la consapevolezza da parte degli amministratori dei possibili percorsi per risolvere i problemi, anche perché ci vuole volontà politica e spesso questa volontà politica viene condizionata dall'alto. Ecco, quindi ha una matrice politica la vostra proposta? Beh, Proposte per Adria. Non è Adria solo parlare in generale della città, fatti, sì, costumi. Quindi ti spiego. Il vostro focus è anche Proposte per Adria, di fatto si parla di politica. Quando parliamo di sfratti o di sicurezza è chiaro che stiamo parlando di politica, non stiamo parlando di geometria, di architettura. È chiaro che ci sono delle criticità che vanno considerate e che per risolverle occorrono persone che abbiano una certa cultura giuridica e economica. Noi abbiamo anche una squadra dietro di noi che ci aiuta anche nel formulare proposte. Io quando scrivo sul gruppo di Adria non faccio altro che scrivere nel miglior modo possibile quello che è un percorso, una formazione di una proposta che appartiene a diversi cervelli che preferiscono restare nell'ombra per il momento. Ecco, rimanendo ad Adria, quali sono le criticità che voi avete individuato più importanti? Per esempio la sicurezza, ma sulla sicurezza vorrei lasciar parlare il mio amico che ne sa di più in quanto ex ispettore di polizia. Allora, il problema l'avevamo già evidenziato 2 anni fa, richiamando l'attenzione dell'assessore alla sicurezza e anche la prefettura, di cui abbiamo inviato una lettera al prefetto, al ministro dell'interno e al signor Questore, in quanto ad Adria si era creata una situazione molto precaria, soprattutto i venerdì sera e il sabato sera, con atti di vandalismo, di deterioramento dell'arredo urbano e via dicendo. Vedasi l'ultimo caso del teatro di Adria, sì, che è stato vandalizzato. Per fortuna hanno trovato gli autori del problema. Sì, ricordando anche per un costo per il comune importante. Esatto. Non poi so se riuscirà a recuperare poi il comune con... comunque il proverbio dice chi rompe paga e si porta via i cocci. Per adesso ha pagato il comune. Ha pagato il comune con le spese dei contribuenti cittadini di Adria. E poi si vedrà, perché comunque questa è procedura di legge. Però quello che dà fastidio è che era stato già preavvisato ancora prima che succedessero queste cose qua. Io avevo avvisato il sindaco, il vice sindaco e l'assessore: guardate che la situazione sta scappando di mano. E hanno fatto quelli: ma sì, ma adesso vedremo, faremo. No, signori miei, le cose vanno prese sul serio. La gente poi, quando vede queste cose qua, comincia ad avere anche paura di uscire la sera, soprattutto una donna da sola, una ragazza che rientra dal lavoro di turno di notte. Quindi si è perso quella sicurezza vera. Ecco, Proposte per Adria. È nel progetto poi in un'eventuale votazione, presentarvi con un gruppo autonomo? Allora, spiego. Questo stiamo facendo è un cantiere aperto. Noi vogliamo stimolare l'opinione pubblica intanto a pensare e abbiamo già raggiunto certi risultati, perché nel momento in cui io scrivo le proposte non è che le scrivo, cioè le scrivo io, ma non è che sia io a pensarle. Quindi stiamo già creando i presupposti affinché questo progetto, queste proposte poi verranno finalizzate ad un incontro, ad un convegno. Abbiamo pensato a questo, e poi con le eventuali lamentele dei cittadini fare un bel pacco
e come dire, a contattare le diverse formazioni politiche affinché possano essere rese edotte di quali possibilità esistono per risolvere questi problemi. Dopodiché, se una determinata alleanza politica è più consapevole e più felice di accettare di buon grado di far proprio una parte del nostro progetto, è chiaro che le nostre simpatie andranno verso quella parte di politica, ma non perché sia di sinistra o di destra, può essere di centrodestra o centrosinistra. A noi interessano i fatti, purché queste soluzioni siano praticabili, e noi ci stiamo appunto facendo in quattro affinché limiti giuridici e limiti economici siano considerati in queste proposte. Quindi in questo momento non siete collocati né a destra né a sinistra? No, nel gruppo. Dopo, ognuno ha le sue idee politiche al di fuori proposte di Adria, ma a livello cittadino ci tengo a dire che non ha senso dividersi destra o sinistra, a meno che non ci si divida sulle grandi questioni nazionali, ma questo è un altro punto. A livello di città occorre fare il bene della propria città, in questo caso la nostra città di Adria, e poi chissà, speriamo che diventi un modello anche per altre comunità. Ecco, ricordiamo che è un gruppo su Facebook, un gruppo aperto, bisogna chiedere iscrizione. Sì, ma è semplice, basta chiedere l'iscrizione. Io appena la mattina, appena vedo gli iscritti, poi come al solito, come succede su Facebook, io li faccio entrare e gli do il benvenuto. Okay? Ripetiamo il nome del gruppo. Proposte di Adria. Proposte per Adria. Per Adria, sì. Grazie Giovanni, grazie Lorenzo. Grazie a lei, buona giornata, buona serata a tutti.